Nel cuore di Lourdes, dove Maria si chinò sulle sofferenze fisiche ed interiori degli uomini, il vescovo diocesano ha affidato alla Vergine le linee pastorali della Chiesa chiavarese emerse dall'Assemblea Sinodale di giugno. Monsignor Tanasini le ha ricordate nella Chiesa di San Joseph. Per un amore rinnovato a Cristo è necessaria unità e comunione, aspetti, ha lamentato, che spesso mancano. Sono consapevole dei nostri limiti, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Sono consapevole che la nostra Chiesa subisce una frammentazione continua. Manca questo senso di unità profonda, di comunione forte. Non siamo cresciuti interiormente. Di qui l'affidamento della diocesi a Maria per ottenere da lei la grazia della guarigione. Questa particolare attenzione agli ammalati, ma non soltanto del corpo, ma anche dello spirito, perché noi consideriamo molto le guarigioni, i miracoli, ma sappiamo che molti di più sono le guarigioni interiori, le consolazioni nuove, i cambiamenti di vita. E tutto questo è opera dell'intercessione dell'Immacolata. Ieri sera i pellegrini hanno partecipato alla processione au flambeau all'Esplanade. Da questa mattina ha preso il via un'altra giornata intensa di preghiera, tutti elementi di un pellegrinaggio che sta riempiendo il cuore degli ammalati e dei volontari che li accompagnano. I lavori sono tanti, c'è a monte un'organizzazione assolutamente incredibile che deve organizzare tutto nei minimi particolari e quindi appunto c'è una grossa organizzazione alle spalle. Tutto molto bello perché sono tutti molto disponibili ad aiutarsi uno con l'altro. È molto bello Lourdes, perché ci siete tutti voi che mi siete molto vicini. Mi ha emozionato moltissimo la Basilicata e anche questa qua giù internazionale, è stato molto intenso.